Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera. Ben trovati al nostro appuntamento, oggi dedicato in larga parte ai temi dell'economia. Tra poco con noi in studio Claudio Borghi Aquilini, responsabile economico della Lega Nord. Intanto prima pagina dell'agenzia ANSA con due notizie in tema di terrorismo. Un albanese di 30 anni è stato arrestato dalla polizia all'aeroporto di Catania, trovato in possesso di documenti falsi. Dai controlli è emerso che era stato denunciato il 13 gennaio a Malpensa perché trovato anche in quell'occasione in possesso di documenti falsi coi quali voleva salire a bordo di un aereo per Londra. L'albanese aveva una pen drive in cui erano salvate alcune foto di lui con un'altra persona mentre tenevano dei Kalashnikov. La pen drive è stata trovata dagli uomini della polizia di frontiera durante la perquisizione e trovati anche altri file con documenti di varie nazionalità. Il Consiglio dei Ministri, intanto previsto per le 16, dovrebbe varare il pacchetto di misure antiterrorismo. Sotto la spinta della minaccia jihadista arriva il decreto antiterrorismo oggi in Consiglio dei Ministri, stretta contro i foreign fighters cosiddetti, cioè i terroristi islamici, i guerriglieri della guerra santa che partono dall'Italia e vanno a combattere sui teatri di guerra e tornano. E poi misure per potenziare l'intelligence, garanzie per gli 007 sotto copertura, stanziamento di risorse per assunzioni di personale qualificato e strumentazione cyber. Nel provvedimento rifinanziamento dell'operazione Strade Sicure, cioè militari a disposizione dei prefetti per la sicurezza nelle città, tagliato da 4.250 a 3.000 uomini dall'inizio di quest'anno. Si stanno cercando le risorse per ripristinare il numero precedente e arrivare anche a 5.000 militari in campo. In un confronto col direttore del Dipartimento dei Servizi Segreti Giampiero Massolo, il Copasir, il Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi, ha avanzato al governo la richiesta di concedere garanzie agli agenti dei servizi segreti infiltrati nei gruppi terroristici, nonché l'aumento del budget dell'intelligence, attualmente 600 milioni di euro all'anno, per assumere personale qualificato e potenziare il controllo del web. Poi vedremo in dettaglio domani il provvedimento. Intanto, sempre in tema di terrorismo islamico, un kosovaro di 22 anni che viveva a Pozzaglio, in provincia di Cremona, il 19 gennaio è stato espulso dall'Italia. Secondo le indagini avrebbe esultato sui social network per la strage di Charlie Hebdo, pronto lui stesso ad atti estremi per difendere l'onore del profeta Maometto. Era intenzionato a partire per la Siria per unirsi allo Stato islamico. Per Resim Castrati, nome di battaglia Obeidullah, il Ministero dell'Interno ha firmato il decreto di espulsione convalidato lunedì dal giudice di pace. Dunque un albanese e un kosovaro in Italia. Mentre sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA di stamani si torna alla politica e alla giustizia. A dir la verità, il Tribunale di Salerno ha condannato il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca del PD a 1 anno di reclusione per abuso d'ufficio per la realizzazione del termovalorizzatore a Salerno. De Luca, candidato alle primarie PD per la regione Campania, è stato interdetto per 1 anno dai pubblici uffici. I giudici hanno concesso la sospensione della pena. La sentenza è stata emessa dalla seconda sezione penale del Tribunale di Salerno, che ha riqualificato in abuso d'ufficio anche l'accusa di peculato contestata a De Luca. Dopo la condanna, per De Luca dovrebbe scattare l'applicazione della legge Severino da parte della prefettura. Oltre a De Luca, il tribunale ha condannato anche il suo capostaff, il dirigente settore lavori pubblici del comune. Nei riguardi del sindaco e altri 2 imputati, il PM aveva confermato la richiesta di condanna a 3 anni di reclusione. Le primarie campane nel caos, scrive l'agenzia ANSA in prima pagina. E sempre dalla prima pagina dell'ANSA di stamani, il Senato dice sì al super canguro, e se non sapete cos'è non cambia molto, è un emendamento che ne taglia altri sulla legge elettorale. Renzi ha vinto la battaglia sull'Italicum, ma il PD si spacca e al Senato nasce una nuova maggioranza. L'emendamento del senatore del PD Esposito, che riscrive la legge elettorale, è passato con i voti determinanti di Forza Italia. Tornando alla cronaca, un'operazione antimafia nel Foggiano, 32 arresti per estorsioni e tentato omicidio. Gli indagati sono anche accusati di associazione finalizzata al traffico di droga, detenzioni d'armi, rapina, ricettazione, danneggiamento e altro. La mafia pugliese in questo caso. Tornando invece in Campania, un caseificio che produceva mozzarelle senza approvvigionarsi di latte, mozzarelle senza latte, è stato sequestrato a Serre, Salerno,
dai carabinieri del NAS. Nell'operazione sequestrati anche 700 kg di prodotti caseari non tracciati e prodotti in corso di lavorazione. Provati ingenti quantitativi di cagliata proveniente dall'est Europa e vari prodotti caseari. Per l'economia, invece, smentendo ciò che scrivono stamani in prima pagina sul Corriere della Sera due professori del calibro di Alberto Alesina e Francesco Giavazzi, che scrivono che a novembre la produzione industriale ha ricominciato a crescere, è l'esatto contrario. A novembre il fatturato dell'industria italiana è tornato in calo, in flessione dello 0,6% su ottobre, dell'1,6% su base annua. Sesto ribasso consecutivo, rileva l'Istat. La diminuzione del fatturato dell'industria in pratica è dovuta alla cattiva performance del mercato nazionale, mentre sull'estero le vendite risultano positive. E poi ancora in prima pagina sull'ANSA il provvedimento della mobilità nella pubblica amministrazione. La ministra Madia, ministra della pubblica amministrazione, ha annunciato che 1.000 statali andranno negli uffici giudiziari, trasferimenti dove c'è carenza e priorità per i lavoratori delle province. Tutto pronto per trasferire 1.000 dipendenti pubblici, soprattutto lavoratori delle province che sono in eccedenza, in tribunali, corti d'appello, procure e uffici giudiziari. Poi bisogna vedere se il dipendente della provincia è in grado di essere utile al tribunale facendo tutt'altro lavoro rispetto a prima. A dar conto dell'avvio delle operazioni, il ministro della pubblica amministrazione Madia, naturalmente via Twitter, la ministra ha parlato di mobilità sbloccata, indirizzata dove c'è carenza di personale, cioè un modo per affrontare la questione dei dipendenti in eccesso delle province che morte non sono ma hanno cambiato nome. Ancora per la cronaca, dalla prima pagina dell'ANSA, truffe alle assicurazioni provocarono volutamente la morte di un nascituro in un falso incidente. 7 persone arrestate nel Crotonese, anzi nel Cosentino, in Calabria. Truffa all'assicurazione, valore 2 milioni di euro, falsi incidenti stradali, 7 misure cautelari, cioè arresti. In un caso gli indagati avrebbero ottenuto un risarcimento molto elevato, provocando un incidente in cui è rimasta ferita una donna incinta e deliberatamente provocando, secondo l'accusa, la morte del nascituro. Sono ben 144 le persone coinvolte, alle quali sono stati notificati avvisi di garanzia. Questa era l'ultima notizia di prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani. Stamani, come dicevamo, parliamo di economia. Infatti mi ha raggiunto in fianco a me Claudio Borghi Aquilini. Buongiorno. Buongiorno Claudio, responsabile economico della Lega Nord. Oggi abbiamo, Claudio, tante questioni di cui discutere. E tra l'altro io sono veramente emozionato perché oggi è il gran giorno di Mario Draghi che cambierà le sorti dell'Europa. Così tu ci spieghi che cos'è il quantitative easing. Pensa che meraviglia, con anestesia o senza? Come si fa per alzare l'audience? Si parla del quantitative easing. Dico già bene. Mi vedo tutti, no? Aspetta che mi sintonizzo. A casa stanno passandosi la voce, telefonano agli amici e ai parenti lontani anche in America, tanto ci si può ascoltare via internet per cercare di capire che cos'è il quantitative easing, che ci cambierà la vita, presumo, ci cambierà parecchio la vita. Però io vorrei partire, se tu sei d'accordo Claudio, dalla analisi di due illustri economisti che abbiamo letto stamani in rassegna stampa sul Corriere della Sera, Alberto Alesina e Francesco Giavazzi. Oh, la strana coppia. I quali peraltro annunciano che la produzione industriale a novembre è cresciuta dello 0,3%. L'agenzia, l'Istat ha appena dato il dato contrario, cioè è diminuita dello 0,6 su ottobre, dell'1,6 rispetto all'anno scorso. Comunque i dati sono opinabili, no? Visto che anche il Presidente del Consiglio ha detto: ma cosa volete che sia, 1 punto o 2 in più o meno di PIL? Sono una cinquantina di miliardi, però non è che cambi molto, no? Quindi a occhio, a spanne, possiamo dire che vedi, questa è una premessa metodologica interessante. Ma la premessa metodologica nasconde anche un piccolo risvolto umano che fa capire bene in mano a che genere di persona siamo, no? Perché finché io sono a casa e non mi cambia niente, 1% di PIL in meno, anche a me sinceramente che me frega, no? Cioè, il problema è che 1% di PIL, ma anche 0,2% di PIL, nasconde più disoccupati. Cioè, non è che il PIL scende perché per questioni atmosferiche o per l'oroscopo o cose di questo tipo. Se scende il PIL è perché si produce meno ricchezza. Se si produce meno ricchezza è perché c'è meno gente al lavoro, è perché ci sono dei redditi che calano, è perché c'è qualcosa che svanisce, ecco, diciamo così. Quindi dal caldo della sua stanzetta lui se ne può anche fregare col suo tè in mano, no? Però questo 1% di PIL nasconde migliaia di famiglie
che stanno vivendo un dramma. E a un certo punto uno dice: mi metto tutto lo Stato a impegnarsi, no, per andare a pescare le due sceme là lì dove cavolo erano, disperse in Siria lì, o similari, no? E gli pago quello che pago, ma dall'altra parte questo percento di PIL che corrisponde per esempio a soldi magari non messi in circolo dallo Stato per pagare i suoi debiti e che poi provocano, come abbiamo visto tante volte, il suicidio dell'imprenditore, il suicidio della famiglia, no? E cose di questo tipo, questo non è un problema, chi se ne frega di un po' di PIL in meno, no? e similari. Poi dopo ci sono danni, disperazione, sciagure, angosce, ma chi se ne frega, non è un problema l'economia. E purtroppo invece abbiamo imparato, direi da tanto tempo, ascoltando e ragionando qua assieme, che non si può considerare l'economia staccata dal resto della qualità della nostra vita o dal senso anche che noi possiamo riuscire a dare alle nostre esistenze, perché noi possiamo anche fare tutti i discorsi culturali, che sai, io appassionato d'arte, no? E così via, a me piacerebbe venire qua ogni tanto e parlare, non so, spiegarvi l'arte moderna, i quadri o similari, però purtroppo uno queste cose qua, diciamo tutto quello che può arricchire poi dopo la vita, arriva e può arrivare soltanto se c'è una prospettiva di vita, di serenità. Se io sono angosciato a casa perché ho appena perso il lavoro e non ho la possibilità di trovarlo, e tutto il resto diventa secondario. E qualche volta ci pestiamo sul naso. C'è stata un'interessante puntata nel mezzo della faziosità totale, no? dei nostri mezzi di informazione. Ogni tanto traspare, no? Qualche notizia. C'è stata una puntata interessante di Presa Diretta, quel programma che c'è la domenica sera. Diacona, esatto, dove ha fatto vedere un po' di casi di aziende che stanno chiudendo, no? Fra cui quella che ho seguito direttamente, vale a dire quella della TRV di Livorno. E vedere in faccia le persone con lo scatolone in mano che arrivano a casa, no? Con l'occhio bianco, e dire: che cavolo faccio? Perché i soldi non arrivano da nessuna parte. E anche qui in Lega qualcosa tutto sommato ne sappiamo. Cioè non esserci più in circolo il sangue produce poi dopo delle cancrene, produce il fatto che il corpo man mano pian piano muore, e se uno così passa, se ne frega e dice: ma sì, ma cosa vuoi che sia, no? Un pochettino di PIL in meno, si capisce quanto messi male siamo. Ecco, a proposito di questo, peraltro questa discussione qui è completamente espulsa, no, dall'orizzonte politico del dibattito, perché sì, tutti dicono bisogna far così, ma la questione di lavoro, economia, rilancio dell'economia in realtà non è discussa in Italia, non se ne parla, no? E non si parla neanche delle possibili ricette. Ma tu ovviamente sai anche perché non se ne parla, perché se se ne parlasse si dovrebbe arrivare alle conclusioni a cui noi siamo arrivati da secoli, e dato che queste conclusioni non si devono neanche nominare, è meglio non parlarne. E allora si mettono in campo i fantasmi o le sigle in inglese, eccetera. Quella di oggi è il... Però prima io volevo sottoporti questo ragionamento, perché è un ragionamento curioso, comunque fatto sulla prima pagina del Corriere della Sera. In Italia non è che lo legano in tanti, per la verità, rispetto alle medie europee, però il ragionamento è questo qui. Allora, i due economisti di vaglia, Alesina e Giavazzi, ragionano così: la nostra economia è un punto di svolta perché la produzione industriale ha ricominciato a crescere. L'Istat oggi dice il contrario, però prendiamolo per buono. Non siamo più alla deriva, in più l'euro si è svalutato del 17% circa, è stato fatto il Jobs Act, e questi fattori messi assieme cosa ci inducono a considerare? Che in pratica l'economia sta svoltando, il Jobs Act rende possibile di assumere a tempo indeterminato, quindi con la svolta dell'economia ci saranno più assunzioni, il lavoro, no? Che le imprese ricominceranno ad assumere,
e le imprese esportatrici sono favorite dal calo della quotazione dell'euro. L'unica cosa che ci rimane da fare è la riduzione delle tasse, la riduzione del peso del fisco sul lavoro e nelle buste paga, perché dobbiamo essere competitivi con la Germania, competere ad armi pari, quindi bisogna ridurre il fisco per ridurre il costo del lavoro, portare le nostre imposte sul lavoro almeno al livello tedesco, e però nel contempo non dobbiamo rilassarci. Le riforme strutturali e le riforme fiscali le dobbiamo continuare a fare, perché altrimenti l'Europa non ci aiuta più. Questo è il ragionamento dei due illustri economisti. C'è la pubblicità e poi vorrei che magari tu inquadrassi dal tuo punto di vista questo ragionamento qua. Non per altro, perché poi diventano ragionamenti proposti, riproposti, fatti e rifatti, e formano in qualche modo anche l'opinione pubblica, o perlomeno la condizionano, no? Pubblicità. Non c'era una volta una Golf alimentata a metano, ma adesso ce ne sono due. C'è la nuova Golf TGI che con soli 3,50 € tre 44 22. Allora Claudio, contro osservazioni al ragionamento Alesina Giavazzi che ho prima cercato di riassumere. Allora, come sempre questi signori partono da un dato che potenzialmente potrebbe essere corretto, quantomeno minimamente sensato, perché sennò altrimenti non riescono ad attirare la preda, no? Nella nassa, diciamo così, e poi dopo istantaneamente arrivano a cose che sono del tutto illogiche, del tutto non coerenti. Il dato che può essere minimamente corretto è quello che abbiamo sempre detto, vale a dire che in questo momento ci sono delle condizioni che sono potenzialmente favorevoli alla nostra economia. Vale a dire l'euro molto basso come livello, ed è molto strano, poi dopo volendo ne parliamo anche del perché succede ciò. Comunque l'euro molto basso, dall'altra parte diciamo la congiunzione con il prezzo dell'energia o del petrolio molto basso. Allora, per un paese come l'Italia che importa l'energia ed esporta prodotti, il fatto di avere l'euro basso e il petrolio basso è sicuramente positivo. Cioè una cosa che se uno potesse scegliere, no, una combinazione mondiale, ecco, diciamo così, unita anche con una certa diciamo con un progresso economico non da poco di tanti altri paesi al di fuori dell'Eurozona, vedi l'America, no, e così via, sarebbe assolutamente interessante, assolutamente positivo. Cos'è che non va? Si parte da questo presupposto, che potrebbe anche portare qualche minimo risultato iniziale, per negare una cosa, che uno, se noi fossimo in grado di competere totalmente, cioè vuol dire se noi non fossimo con le due braccia legate dietro la schiena, no? Come invece siamo per colpa dell'Europa, dell'euro e così via, e vivessimo questo periodo, per l'Italia sarebbe un'età d'oro. Cioè, immaginate la nostra moneta, molto bassa, liberi di poter fare politiche espansive, senza avere con la Germania fuori gioco, o quantomeno messa fuori gioco dalla sua moneta, che invece sarebbe molto alta, così come è successo per il franco svizzero, no? Perché
tante di quelle cose che noi abbiamo sempre detto, abbiamo avuto, guarda caso, in questi giorni la dimostrazione sul campo che erano vere, proprio con la manovra effettuata, no, sul franco svizzero. Quindi immaginatevi la Germania che avrebbe una moneta simil franco svizzero, no? E noi abbiamo visto cosa provoca, con gli svizzeri che vengono a fare la spesa a Como, con gli svizzeri in coda, no, per andare a comprare le cose nei supermercati oltre frontiera. Quindi Germania fuori gioco, anzi con i tedeschi che verrebbero qui a comprare le cose, a passare le vacanze o similari. Moneta bassa rispetto a tutto il resto del mondo, petrolio bassissimo. Veramente, probabilmente in questo momento noi saremmo in una situazione tipo Giappone con disoccupazione al 3%. Cioè tutto questo incubo, no, sarebbe alle spalle, cioè non ci penseremmo più, sarebbe una roba che verrebbe ricordata così, come si ricordano i tempi di guerra, no, seminari. E invece cos'è che non va? Non va che in questa situazione pur favorevole non possiamo fare nulla di politica economica, no? Perché altrimenti si sfora di qui, si sfora di là, si sfora di su, si sfora di giù. Se anche facessimo, e qui c'è la fallacia logica di Alesina Giavazzi che dice ma se noi abbassassimo le tasse, sì, bravi, abbassiamo le tasse, però il tuo mondo, quello che ci hai sempre raccontato, e che è quello che viene ribadito poi dopo nell'ultima riga, è il mondo del pareggio di bilancio. Se io abbasso le tasse e basta, potrei rilanciare in parte l'economia, ma avrei il difetto che andrei a comprare, come diciamo sempre, prodotti tedeschi. Cioè i soldi in più che girano, no, non riaggiustando la competitività con il nostro principale concorrente, porterebbero all'acquisto di prodotti tedeschi. Facciamo un esempio, giusto per capire di che parliamo, su cose già viste sul campo. Allora, i miei amici che ci ascoltano da Como, da Varese, cose di questo tipo, sanno che quello che dico è corretto, poi se volendo possono intervenire per confermare o meno, però fidatevi, è così. Cioè, supponiamo che prima della rivalutazione del franco svizzero che si è avuta, no, nei giorni scorsi grazie alla mossa della Banca Centrale Svizzera, tu a un comasco davi più soldi perché gli riducevi le tasse e cose di questo tipo. Ecco, buona parte, o quantomeno parte di questi consumi, si sarebbe indirizzata andando a comprare al Foxtown, per esempio, o qualsiasi altro grande centro commerciale con prezzi molto convenienti in Svizzera, oltre frontiera, no? Quindi cosa succede? Io metto in circolo dei soldi che scappano, perché alla fine il prodotto, perché l'acquisto del prodotto, la produzione del prodotto medesimo è la base, no? Poi dopo per creare lavoro e rilanciare economia, no? Allora cosa succede? Sarebbe andato di là. Invece in questo caso cosa abbiamo? Che con il cambio corretto, attenzione, non sto dicendo col franco svizzero sopravvalutato, immaginiamo cosa sarebbe successo se il franco svizzero, invece di avere un cambio giusto dato dal mercato come quello che ha deciso di avere in questi giorni, avesse avuto un cambio artificialmente sopravvalutato. Cioè, diciamo che, per farla facile, tutti i prodotti venduti in Svizzera prima avevano uno sconto del 20% circa, no? Ecco, adesso questo sconto non c'è più. Immaginiamo cosa sarebbe successo con un ricarico del 20%. Ancora di più, i soldi dati al comasco, invece di andare in Svizzera in presenza di ricarico del 20% o anche di prezzi corretti, si sarebbero spesi a Como. E allora sì che si sarebbe avuto un rilancio dell'economia, aiutato oltretutto dalla spesa degli svizzeri, perché a quel punto, no, diventava meno conveniente andare a prendere prodotti a casa loro e sarebbero venuti a fare la spesa qua. Per cui noi non possiamo ogni volta girare intorno dicendo, cioè la coperta è cortissima. Se tu dici, vabbè, ma io adesso stando dentro in questo sistema, che significa con una coperta di 40 centimetri, mi metto a letto in 3, no? Io e 2 modelle, no? Allora, io è vero che le 2 modelle poi si scopre che non ci sono, purtroppo, e si scopre anche che se va bene una è la Merkel e a quel punto dopo uno si sveglia nell'incubo, no? Già tutto sudato, e in ogni caso però la coperta
non copre tutte e tre, perché il sistema è sbagliato. Noi dobbiamo buttare via la copertina e prendere la copertona che è nostra. E io lo so che tu hai fatto delle letture tipo Vangelo dell'intervento della Le Pen con quel fenomeno di D'Alema, ma è così ovvio, cioè, io vorrei essere la Le Pen che con quel sorrisone lì, con quell'occhio ridente, io invece sono brutto con la barba, ma lei invece col sorrisone ridente gli dice queste cose molto banali, dice io voglio la mia libertà, voglio dov'è la cosa sbagliata, la cosa antidemocratica dal volere che il mio popolo decida che possa fare delle cose. Queste cose di Ratti non si possono fare, io non posso abbassare le tasse e basta e sperare che risolvo così facendo i problemi, no? Anche per dire, noi stessi lo ammettiamo quando facciamo le nostre proposte fiscali. Chi è stato con me alla presentazione della flat tax qua a Milano ha detto noi facciamo la presentazione della flat tax non perché pensiamo che questo possa risolvere tutti i problemi, perché finché non sistemiamo l'euro, l'Europa e cose di questo tipo non è sostenibile sul lungo periodo una cosa del genere. Lo facciamo per far star meglio la gente in attesa che questo sistema caschi da solo. Ma pensare che c'è uno 0,1 di produzione industriale, allora diciamolo chiaro, può anche essere che innanzitutto non c'è niente, no? Però può anche essere che in futuro qualche miglioramentino, proprio perché ci sono queste condizioni particolarmente positive del petrolio molto basso e del come si chiama? E del cambio dell'euro particolarmente basso anch'esso, qualche miglioramento ci possa essere, ma siamo in presenza di una corrente contraria che va a 50 all'ora, no? Noi stiamo andando invece in direzione opposta, no? Con un motorino, no? Proprio che ci tiene più o meno fermo. Adesso, nel momento stesso in cui il motorino si spegne, no? La velocità con cui poi dopo noi veniamo portati via, no? dalla corrente sarà incredibile. Noi dobbiamo girare la prua e metterci a favore di corrente, non pensare che questo meraviglioso risultato, andando con condizioni assolutamente incredibili, con tutti che stanno mettendosi nella maniera migliore, no? Un pochettino controcorrente, sia quello che... C'è un ragionamento, però tu hai richiamato prima la straordinaria performance di Marine Le Pen confronto a Massimo D'Alema l'altra sera. Tra l'altro, straordinaria anche dal punto di vista, fammi dire, stilistico, no? Perché il modo di partecipare a un dibattito e di argomentare di Marine Le Pen ha fatto senso perfino sul Corriere della Sera di oggi, che ha notato che insomma c'è tutto un altro livello di civiltà del dibattito. Primo, D'Alema nervoso come non mai, ma non è quello il punto. Il punto è che secondo me, da cittadino normale, tu sei un economista, queste cose tecnicamente diciamo anche le hai approfondite, le studi, ma da cittadino qualunque, senza particolari doti, diciamo così, tecniche, io dico una cosa, che è quello che poi mi ha colpito del ragionamento di Marine Le Pen. Allora, lei ha detto, qui siamo davanti a una parentesi, quella dell'euro è stata una parentesi, parlandone al passato, nella storia molto lunga di tutti i nostri paesi, no? Abbiamo fatto un errore, c'è poco da fare, perché? Perché questo lo sperimentiamo tutti. Allora, il potere d'acquisto è diminuito, no? Questo vuol dire che diminuisce la qualità media della vita delle persone. Fai una vita più grama di quella che facevi prima. Primo. Secondo, l'economia non va, c'è poco da fare, l'economia non va e lo si vede, lo si sperimenta, come dicevi tu, sulla carne viva, nelle famiglie, presso gli individui che perdono il lavoro. Questo è un dato di fatto. Allora prendiamone atto e diciamo che l'esperimento si è concluso male, sì. E la cosa più semplice è dire ognuno, diciamo, torni a quelli che erano i propri assetti di potere, perché non ha senso da un punto di vista strutturale inventarsi il bazooka di Draghi, aspettarsi il quantitative easing, cioè ricorrere a meccanismi difficili di comprensione, perché il cittadino normale fa fatica a capire cosa vuol dire sta roba qua, e quando uno fa fatica a capire tutti questi marchingegni finanziari vuol dire che tu stai cercando
in maniera disperata, diciamo, di far funzionare una roba che non funziona. Non è allora più semplice, più logico dire sta roba non funziona, è inutile che mi inventi i bazooki, le LTRO, le alchimie finanziarie e via dicendo, per far funzionare una cosa che non funziona. Se io prendo atto che una cosa non funziona, cambio, no? È la cosa più semplice da fare. Adesso, al di là, poi ci spiegherai cosa vuol dire quantitative easing e perché leggiamo oggi sui giornali. In sostanza, se non ho capito male, la Banca Centrale Europea acquisterà titoli di Stato per 50 miliardi al mese, ci viene detto, fino al 2016 per 1.100 miliardi o quel che è. Dall'acquisto di titoli di Stato dovrebbero sortire dei meravigliosi effetti. Cioè il debito pubblico costerà di meno, l'economia riprenderà, più vendita, più produzione, più assunzioni, e sto prendendo dalla tabella del Sole 24 Ore, non di un giornaletto del parrucchiere. Maggiore spesa per le famiglie in immobili e beni di consumo, aumento dell'inflazione. Allora, intanto non ho capito, cioè, ti chiedo di spiegarci cos'è questo quantitative easing, cioè cosa significa che la Banca Centrale Europea compra titoli di Stato dei paesi dell'Eurozona e com'è che dovrebbero arrivare tutti questi effetti positivi per le famiglie, per il consumo, per il lavoro, per il debito pubblico, eccetera, da questa operazione che Draghi lancia oggi. Allora, non spaventatevi, ve la metto come al solito con i miei esempi o qualcosa del genere, così cerchiamo di capirci. Allora, come giustamente ha detto Giulio, quantitative easing è l'acquisto di titoli di Stato da parte della Banca Centrale. Allora, questo acquisto dei titoli di Stato aveva un qualche senso quando i tassi di interesse erano alti. Vale a dire, se i tassi di interesse che paga lo Stato sono alti, quelli che paga il privato cittadino sono più alti necessariamente. Per cui se io, il ragionamento che valeva prima, diciamo così, no? Ai tempi in cui queste cose potevano essere state pensate, se io compro i titoli di Stato, abbasso il prezzo a cui lo Stato si finanzia, a sua volta poi dopo quindi tutti gli altri tassi dovrebbero scendere, i cittadini hanno dei tassi inferiori per comprare, per avere a prestito denaro, no? E similari, e quindi tutti contenti. Ora, in questo caso però i tassi che pagano i cittadini, credo che tutti sappiano e tutti abbiano ben chiaro che i tassi che pagano loro sono totalmente slegati dai tassi che paga lo Stato o dalla politica di tassi zero che viene ormai usata in tutta Europa. Cioè, se voi andate a chiedere un prestito, nessuno vi dice «Oh, che bello! In Europa ci sono i tassi a zero, quindi a te, guarda, proprio perché devo fare un pochettino di margine, presto il denaro all'1%. Col cavolo. Non te lo prestano, perché dicono ma no, che cosa vuoi, stai fallendo, ma che cos'è? Se te lo prestano a cifre assolutamente incredibili. Quindi la cinghia di trasmissione, diciamo così, no, fra l'economia reale e i tassi base è totalmente spezzata. Le banche non prestano soldi perché l'economia non va, e quindi temono che se prestano dei soldi non li riavranno indietro, perché questi soldi saranno prestati per tappare buchi, tappare altri debiti, no, e così via, e non per attività produttive, quindi non prestano denaro. Quindi scordiamoci questo effetto. Fanno credere invece, e questa è la mistificazione del quantitative easing, che questo significa stampare soldi, il famoso inondo di liquidità al sistema, no? Quindi io stampo soldi, ci sono più soldi per tutti e no, festa. Signori, è una balla per un motivo semplice. I titoli di Stato sono quotati, vale a dire, se voi fra i vostri risparmi avete un BTP, un CCT o un qualsiasi titolo che scade nel 2020, non è che voi dovete aspettare il 2020 per avere indietro i vostri soldi e se ne avete bisogno prima non li avrete mai, perché se voi avete un titolo di Stato che scade al 2020 e avete bisogno di soldi domani, lo vendete. Il prezzo di mercato di quel titolo lì è esattamente uguale a quello di un titolo di nuova emissione, perché se ci fosse una differenza fra il prezzo di un titolo già emesso e un titolo che viene emesso adesso invece dalla banca, dal tesoro italiano, gli operatori che non sono scemi andrebbero a comprare il più conveniente, no?
riportando in pareggio i prezzi. Quindi tutti i prezzi dello stock dei titoli di Stato noi in giro sono allineati, per cui in qualsiasi momento io che detengo un titolo posso venderlo e con 3 giorni valuta, quindi se io lo vendo oggi che è giovedì avrò i soldi sul conto corrente martedì di settimana prossima, ok? Quindi significa che il titolo di Stato è equivalente a contante. In questo momento in cui i tassi sono a 0, e anzi abbiamo visto, e poi spiegheremo perché, che in Germania, in Svizzera e cose di questo tipo si è andati incredibilmente nel tasso negativo, no? Quindi significa che per comprare un titolo di Stato tedesco io devo pagare di più il titolo di Stato rispetto agli interessi che mi vengono dati. Paradossalmente è come dire che io devo pagare un po' la Germania perché mi dia un suo titolo di Stato. Che cosa succede? Ma facciamo finta di considerare i tassi a 0. Un titolo di Stato che non mi paga interesse e che posso convertire in qualsiasi momento in denaro, che differenza ha con la moneta? Nessuna. Anzi, l'unica differenza sta che nella moneta, diciamo, la banconota è un po' complicata da accumulare per grandi cifre. Cioè, se io ho 1 miliardo, no, beato me, no, avere il 1 miliardo in banconote mi crea qualche piccolo problema di dimensioni, no? Insomma, e anche di gestione. Quindi il titolo di Stato invece può essere preso per qualsiasi importo e non occupa nessun spazio perché viene semplicemente messo sul tuo deposito titoli. Ma altrimenti le due cose sono esattamente uguali. La liquidità è la medesima. La liquidità è la medesima, quindi con tassi a 0 io ho un titolo di Stato che vale 100, ho bisogno di 100, lo vendo, mi viene l'incasso accreditato sul conto corrente e da lì me lo posso spendere con carte di credito o quello che voglio. Se io invece ho moneta, un deposito sul conto corrente, insomma quello che è, me lo prendo, me lo posso spendere anche lì con carte di credito, con quello che voglio. Quindi è uguale. Arrivati a tasso 0, la sostituzione di titoli di Stato con moneta non ha nessun effetto. E la prova anche qui, no? Perché non è che stiamo a dire cose che non sono mai successe, non sono mai viste. Ma guardiamo il Giappone. Cioè il Giappone sta facendo questa cosa del quantitative easing, cioè vale a dire di comprare tutti i titoli esistenti, no? in giro sul mercato, da un sacco di tempo. Dicevano che questa cosa avrebbe fatto alzare i suoi tassi perché spendeva soldi, non si sa bene su che basi. I tassi del Giappone sono ancora a 0 e l'inflazione non c'è, perché è uguale. Alla fine. Allora, che senso ha questa operazione di Draghi oggi a Banca Centrale Europea? Questa operazione fa favore a chi ha dei titoli, glieli fa andare ancora più alti. Cioè, nel senso, se io metto in circolo, cioè sgravo diciamo soprattutto i depositi delle banche da titoli e gli metto dentro della liquidità, questi titoli che in teoria dovrebbero essere senza rischi e che invece nei portafogli delle banche sono stati considerati rischiosi o quantomeno con qualche rischio, a quel punto spariscono, no? E la banca può alleggerire il suo portafoglio titoli sghignazzando. Cioè praticamente cosa succede? Guardiamo la cosa proprio dal lato pratico, perché alla fine tutte queste manovre, l'economia, quantitative easing, sono di una semplicità incredibile. Cioè, se noi ci mettiamo qua in 3, no? ma qualsiasi professione facciamo, metto qua io, un idraulico, il fruttivendolo, no? E così questo via, e pensiamo a come fare una determinata cosa, vediamo che questa cosa la facciamo esattamente alla stessa maniera. Allora, cosa è successo? È successo che quando stava per saltare tutto, per tenere assieme l'euro, Draghi ha fatto, vi ricordate la prima sigla, l'LTRO. LTRO che cosa significava? Prestava i soldi all'1% alle banche e così con queste qui potevano comprarsi i titoli di Stato che all'epoca invece non valevano 100, all'epoca valevano 60. Quindi immaginate la banca, no? C'erano i titoli di Stato a 60 perché c'era il panico, no? Tutti che le vendevano, si pensava fate presto, è colpa del Berlusca, poi dopo è colpa della Spagna, è colpa della Grecia, così. Tutti che vendevano i titoli, Draghi gli dà i soldi veri perché la banca centrale può stampare il soldo alla banca
no? Facendola pagare niente, in modo tale che la banca si comprasse questi titoli. Perché la banca centrale non lo faceva all'epoca, il quantitative easing? All'epoca avrebbe dovuto avere senso. I titoli di Stato sono a 60, li compra la banca centrale, no? E vedi che istantaneamente tornano a 100, ma non andava bene, perché così facendo si evitava la possibilità che le banche private facessero l'affare più lucroso della loro vita, perché con dei soldi a gratis, no? Si prendevano una roba a 60, poi dopo tornava a 100. E adesso glielo ricompra la banca centrale. Una volta arrivati a 100, queste cose che stanno sul coso, liberiamolo, no? Cioè via, sgraviamo il bilancio, così poi siamo puliti e siamo tornati prima. Cosa faccio? Gliele compro la banca centrale. Così alla fine il profitto di comprare un titolo di Stato a 60 e portarlo a 100 è rimasto nelle banche, in corpo alla banca privata. E i titoli sono finiti, finiranno, guarda caso, sempre nella banca centrale, come avrebbero dovuto finire esattamente all'inizio. Se non la capite adesso, veramente non so come fare. Più o meno è così, cioè loro stanno facendo le più grandi speculazioni. Un bel favore alle banche. Ma sì, stanno facendo le più grandi speculazioni della storia senza logica, Quindi che calino gli interessi sul debito pubblico, che l'economia si riprenda, che noi abbiamo più soldi in tasca come individui, no, è da escludere. E invece il 24 ore dice che accadrà così. E vabbè, contenti loro. Bene, allora, chiarito il discorso del quantitative easing, adesso io ti volevo fare due domande che abbiamo lasciato in sospeso da prima. Perché l'euro si è svalutato, è così basso, e qual è la motivazione per cui, dicevi prima, per esempio in Germania, tu se vuoi comprare titoli di Stato tedeschi devi pagare tu, diciamo, quindi il tasso è negativo. Cosa c'è dietro a questi due fenomeni? Allora, poi dopo magari facciamo andare un po' di telefonata, perché io devo andare via un quarto d'ora prima perché devo c'è andare. C'è la pausa pubblicitaria adesso fra 3 minuti e poi apriamo le linee. Devo andare ad Antena 3. Comunque il discorso è molto semplice anche in questo caso. L'unica cosa che fa tornare tutto con queste anomalie, perché il tasso negativo è una forte anomalia. Normalmente io presto dei soldi in modo tale da ricevere poi dopo un interesse che mi copra dell'inflazione, se è nel caso del titolo di Stato, e di andare. Il tasso negativo io lo posso avere solo se mi aspetto, o quantomeno se penso che ci sia una possibilità di un forte movimento di rottura. Leggi: si rompe l'euro o esce la Germania. Se io pensassi che la Germania esce dall'euro di sua iniziativa, la cosa più logica da fare effettivamente è cercare di comprare un titolo di Stato tedesco. Perché? Perché a quel punto io cosa faccio? Spero, e questa è una speranza perché vedrete che non sarà poi così vero, io spero che una volta che la Germania se ne esce dall'euro, poi dopo questo titolo me lo ripaghi in marchi, vale a dire con una valuta cresciuta. Immaginiamo la logica di uno che avesse saputo prima che la Svizzera faceva saltare il cambio fisso, no, a 1,20. A quel punto la cosa più logica sarebbe stata non comprare le banconote, che sono poche, no? Sarebbe stata comprare milioni di titoli di Stato svizzeri, no? Pagati con il cambio 1,20, anche con tasso negativo, chi se ne frega, cioè va bene il tasso dell'1%, va bene il tasso negativo del 2%, va benissimo, chi se ne frega. Il giorno dopo salta il cambio e il franco svizzero si rivaluta del 20%, del 30%, e io ho fatto il guadagno del 20 o del 30%. E capite che se io ho fatto un guadagno del 20 o del 30% rispetto alla mia moneta, anche l'aver pagato 1%, 2% di tasso negativo è irrilevante, no? Quindi uno sta pensando che la Germania possa fare una roba tipo Svizzera. Pubblicità. Non c'era una volta una Golf alimentata a metano, ma adesso ce ne sono due. C'è la nuova Golf
66 23 44 22. 2 telefonate in attesa, 0266 20 35 29 per chi vuole intervenire, sms 346 64 27 756. Pronto? Pronto, sono io? Prego, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti, Mauro Seregno. Io volevo commentare il commento relativamente alla svalutazione dell'euro dei nostri governanti, di quanti ci girano attorno, cioè i commentatori vari. Praticamente dicendo sì, con la svalutazione dell'euro l'Italia ci guadagna sulle esportazioni, è come se dicessero, quando sosteniamo che una nuova moneta italiana, come dicono Borghi Acquirini, Bagnai e Salvini, sarebbe un vantaggio per l'Italia, diciamo che sarebbe negativo. Bravo. Lo diciamo solo perché dobbiamo, perché se no prendono i voti. Ciao. Bene, altra chiamata, pronto? Buongiorno Alessandro, alla Sardegna. Allora, riporto dal Vangelo secondo Borghi. Allora, da questa situazione qua, tanto per cambiare, la prima che ci guadagna in assoluto è la Germania dalle esportazioni. Detto la prima, noi ma forse qualche briciola rimane. Detto questo, se poi si pensa all'inflazione, vogliono far aumentare l'inflazione perché siamo ufficialmente in deflazione nell'Eurozona. Però non ci dicono, qui del Sole 24 dei cugini, che l'unica inflazione che si avrà è sui titoli di Stato, sull'inflazione dei prezzi non ci sarà nessuna inflazione. Grazie, arrivederci, buona giornata. Grazie Alessandro. No, non è niente da aggiungere, bravissimi. Cioè, così si fa, cioè nel senso è vero. Altre telefonate in arrivo, 02 66 20 35 29. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Io volevo chiedere al dottor Borghi, secondo lui che differenza c'è tra banche come risparmio anche a livello di conto corrente e anche investimenti, botte, CCT eccetera, e le poste come conto corrente e come buoni dematerializzati che praticamente hanno un tasso da quando li si prenota, li si compra, diciamo, nell'arco del tempo sempre uguale, rimane quel tasso lì. E volevo sapere, secondo lui, se siano a rischio comunque anche i risparmi postali. Grazie. L'altra chiamata, pronto? Sì, se sono io, sono Silvano. Buongiorno. Sì. Ciao. Complimenti. Allora, innanzitutto volevo che Borghi potesse spiegare un qualcosa che riguarda la finanza islamica dei nuovi investimenti su SUC, con le loro teorie, insomma, presentate da Fassino a Torino, in relazione al nostro sistema, diciamo, che ci regolamenta con i nostri fondi, ossia come ci trattano male le nostre banche. Poi volevo, sempre da Borghi, che ci spiegasse perché la banca centrale acquista solo le trans senior e poco mezzanine e niente di junior, quindi come vengono fatte le fregature. Terza, che cosa significa, visto che la Germania ha già una crescita oltre l'8% da 8 anni, mentre dopo il 6-1 c'è una regola europea che dovrebbe dividere i suoi utili con gli altri paesi, ma non lo fa. Vi saluto e ciao Borghi, grande. Ciao. Ciumbia, Claudio. Qui siamo a livello di esame di economia. Allora, dunque, la Germania più che cresce, quello che voleva dire l'ascoltatore, che invece la crescita al surplus, cioè vale a dire la differenza. E continua ad averlo, visto gli ultimi dati. Appunto, la differenza tra importazioni ed esportazioni. La regola di Maastricht, che già è larghissima perché 6%. C'è solo la Cina prima in classifica, no? Sì, è assurdo quello che sta. Veramente la Germania è una roba che rimarrà nei libri di storia di predazione, no? di un'area. Perché la Germania non rispetta le regole che pur sono costruite a suo favore? Perché se ne sbatte, quindi il pallone è suo e quindi fallo nella mia area ma rigore dall'altra parte, quindi va bene. Dall'altra parte, finanza islamica. Allora, finanza islamica presuppone il divieto dell'interesse. Allora, i titoli su Cook, no, nominati dall'ascoltatore, in pratica sono una cosa che assomiglia molto a titoli azionari, cioè vale a dire è vero che non c'è l'interesse, ma c'è una compartecipazione all'utile dell'attività
di chi chiede a prestito soldi. Quindi alla fine perlomeno io ho studiato abbastanza bene la finanza islamica, non ho trovato nessuna pietra filosofale, no, o cose di questo tipo che mi facesse credere che fanno delle cose diverse o più intelligenti rispetto a quelle che facciamo noi, cioè vale a dire la possibilità di comprare azioni di una società invece di obbligazioni ce l'abbiamo anche noi, per cui insomma che non mi cambia molto. La Banca Centrale Europea compra titoli di alta qualità perché non sono scemi e perché non è ancora chiaro chi è che si becca le perdite eventuali, cosa che invece è sostanziale. Cioè in America hanno comprato con un veicolo che si chiama TARP, no? Hanno comprato tutte le porcherie. Ecco, quello sì è uno strumento, diciamo così, di un po' aggressivo, ma di mettere denaro in circolo. Cioè io ti do dei soldi veri e ti prendo delle porcate, no? Poi stiamo a discutere sul fatto del perché vanno proprio alle banche anche lì, no? e similari. Però quello funziona. Invece prendere delle robe che sono l'equivalente del denaro e mettere in circolo del denaro non cambia assolutamente niente. L'ascoltatrice prima invece mi aveva domandato il risparmio postale. Il risparmio postale. Allora, la posta al momento è un ente più o meno statale, per cui non c'è particolarmente differenza in questo momento tra un titolo postale e un titolo di Stato. Per quello che riguarda la differenza fra la posta e la banca, la banca, poi un giorno magari parleremo di risparmio e basta, perché è molto complicato, non è che si può dire in 2 minuti, no, o similari. Però la banca cosa succede? Riceve soldi in prestito se tu glieli lasci sul conto corrente, cioè il soldo che io metto nel conto corrente è prestato alla banca. Se per caso la banca fallisce, al di là delle garanzie di 100.000 euro, cose di questo tipo, è un problema. Se io invece compro dei titoli e li metto, non so, tipo dei titoli di Stato svizzeri, per dire, no? E li metto sul mio deposito titoli della banca, la banca è come se fosse una cassetta di sicurezza. Quindi se anche fallisce la banca, quelli lì non mi vengono toccati. La differenza è più o meno quella. E quindi depositare dei titoli, no, in banca o depositarli in posta è esattamente la stessa cosa. Comprare dei titoli postali è più o meno equivalente a comprare un titolo di Stato. Comprare un titolo di una banca è prestare i soldi alla banca. Qualche minuto ancora, credo, Claudio. Abbiamo, non molti, perché poi ti trasferisci negli studi di Antenna 3. 2 telefonate. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno professore, buongiorno direttore. Io volevo lasciare un curriculum. Sono un addetto al back office. Ho un notevole, discreto background culturale. Mi occupo di backstage per cubiste, di advertising e faccio ogni tanto l'advisor alle riunioni condominiali. Questo per il quantivising uguale Sunshine Family. Domanda delle 100 pistole: che senso ha la banca centrale comprare titoli di Stato quando la banca centrale è un organo degli Stati? La Banca d'Italia è un organo dello Stato. Perché lo Stato deve rilasciare una cambiale per avere i soldi dalla banca? Giusto. L'altra chiamata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Scusi, approfitto del dottor Borghi, ma mi sono sempre domandato lo spread come funziona, cioè nel senso, quando l'Italia andava molto meglio di adesso, non è che andasse benissimo, però vabbè, su tutte le cose, adesso stiamo peggiorando nel modo pazzesco, prima era a 500, adesso è a 150, ma come funziona? È una buona domanda. Perché nel novembre 2011 spread alto e stavamo meglio di adesso? Perché in realtà, come abbiamo sempre detto, lo spread non dipende dall'economia che va bene o che va male, lo spread dipende dalla garanzia della banca centrale. Se la banca centrale dà la garanzia, allora a quel punto come si chiama? Se la banca centrale dà la garanzia, allora il titolo si azzera come interessi. Se la banca centrale invece non la dà la garanzia, allora parte lo spread anche se tu hai 10% di debito pubblico, perché significa che a quel punto nessuno lo vuole.
Bene, Claudio, allora noi ci salutiamo qui per oggi, ci diamo appuntamento al prossimo giovedì, tra poco sei sugli schermi di Antenna 3 Lombardia, e quindi chi vuole può girare il canale, Grazie. lo dico contro il nostro interesse. No, beh, alle 12. No, si scherza. Alle 12. Alle 12. Grazie A Claudio Borghi Aquilini. Noi ci facciamo una piccola pausa e poi vediamo le ultime notizie.
Johnson nell'interpretazione di William Albright al pianoforte. Intanto l'agenzia ANSA apre la sua prima pagina con una dichiarazione del ministro Gentiloni che sembra smentire ciò che lo stesso ministro ha sempre dichiarato fino a ieri, o perlomeno fino a stamani, cioè ci sono rischi di infiltrazioni dagli immigrati, dall'immigrazione che giunge in Italia, rischi di infiltrazioni naturalmente terroristiche, che è l'esatto contrario di quello che Gentiloni, da che mi risulta, ha sempre sostenuto, e che mette in cattivissima luce anche la difesa dell'operazione Mare Nostrum, perché è stato un modo per portare decine di migliaia di persone in Italia. Che quelle persone poi presentino rischi di infiltrazioni terroristiche era sempre stato negato dal governo e dal ministro Gentiloni. Il ministro Gentiloni invece ha cambiato evidentemente opinione. Intanto, come abbiamo detto prima, l'ANSA apre la sua prima pagina ancora con questa notizia, adesso con il lancio sulle frasi di Gentiloni, ma anche con la notizia di cronaca dell'arresto di un albanese trentenne da parte della polizia all'aeroporto di Catania, dopo che già a Malpensa il 13 gennaio era stato denunciato perché gli è stato trovato materiale informatico con foto di lui con un'altra persona mentre tenevano dei Kalashnikov. È emerso dai controlli che era stato già appunto denunciato a Malpensa l'albanese trentenne arrestato stamani, aveva anche oggi un biglietto per Londra come a Malpensa il 13 gennaio comprato su internet con documenti falsi. Si è presentato al check-in di un volo per Bucarest con il suo documento originale e ha avuto la carta d'imbarco. Passati i controlli però l'uomo, invece di andare al gate da dove partiva il volo per la Romania, si è diretto verso il gate per Londra. Aveva un'altra carta d'imbarco stampata online dopo aver acquistato in rete un biglietto per Londra. Quando gli agenti di polizia, insospettiti dall'atteggiamento insofferente dell'albanese, lo hanno pedinato e poi perquisito, gli hanno trovato una carta di identità intestata a un cittadino italiano che era contraffatta in alcuni dati personali e riportava una fotografia dell'albanese coperta da una pellicola trasparente di sicurezza. Nella pen drive, cioè nel dispositivo informatico, sono stati poi trovati altri file contenenti documenti di identità di altre nazionalità, alcuni dei quali avevano già la foto dell'albanese. I documenti sono ora al vaglio degli investigatori dell'antiterrorismo per capirne la provenienza. I controlli che hanno portato all'arresto di questo trentenne albanese rientrano nelle misure disposte negli ultimi giorni per rafforzare i dispositivi di controllo alla frontiera. 2 giorni fa, tra l'altro, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza aveva inviato a tutti gli uffici di frontiera una nuova circolare nella quale si chiedeva il potenziamento delle misure di sicurezza sia in entrata che in uscita dal paese, attraverso un sistematico accesso alle banche dati e a un controllo più accurato delle liste dei passeggeri dei voli a rischio. Nel frattempo, scrive ancora l'agenzia ANSA nella sua prima pagina, il Consiglio dei Ministri previsto per le 16 di oggi dovrebbe varare il pacchetto di misure antiterrorismo annunciato dal governo e che vanno da una stretta sui cosiddetti foreign fighters, cioè coloro che dall'Italia sono partiti per i teatri di guerra e poi ritornano, fino al rifinanziamento dell'operazione Strade Sicure, i militari per strada. Nel testo dovrebbero anche rientrare misure per potenziare l'intelligence. Il Ministero degli Esteri intanto è all'opera sul caso di un cittadino italiano, ne parlava stamani in prima pagina sul giornale Fausto Biloslavo, un medico dichiarato come irreperibile in Libia. Seguiamo il caso con riservo, il riservo consueto in queste situazioni, ha detto il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni. Ci sono rischi di infiltrazioni, anche notevoli, di terroristi dall'immigrazione, ha detto ancora il ministro Gentiloni a Londra per un vertice anti-ISIS contro lo Stato islamico. Per fortuna i nostri apparati di sicurezza sono allertati e funzionano, ma questo non ci consente di abbassare minimamente il grado di preoccupazione, al che però credo un cittadino normale si ponga il quesito, ma tu devi mettere in potenziare, finanziare ulteriormente, mettere in allarme e intensificare i controlli nel momento in cui hai permesso legalmente e senza controlli per 1 anno e passa, più di 1 anno e mezzo, di far entrare, hai permesso a persone che non conoscevi di entrare in Italia attraverso l'operazione Mare Nostrum, e adesso mi vieni a dire che ci sono rischi di infiltrazione anche notevoli di terroristi attraverso il canale dell'immigrazione, immigrazione tout court, non illegale piuttosto che altro. Il canale dell'immigrazione presenta rischi anche notevoli di infiltrazione di terroristi. Questa è la frase che riporta l'ANSA attribuendola al ministro Gentiloni.
A me pare che Gentiloni fino all'altro giorno non abbia assolutamente, anzi abbia detto l'esatto contrario di quello che dice oggi. E alla luce delle parole che dice oggi, come giustificare l'operazione Mare Nostrum? Intanto, sempre per la cronaca, è stato espulso un altro albanese, anzi per la precisione un kosovaro che viveva nel Cremonese. 22 anni, viveva a Pozzaglio, è stato espulso lunedì. Secondo quel che riferisce il quotidiano La Provincia di Cremona, questo kosovaro aveva esultato sui social network per la strage della redazione di Charlie Hebdo e si era detto pronto, egli stesso, ad atti estremi per difendere l'onore del profeta. L'uomo era intenzionato a partire per la Siria per unirsi allo Stato islamico. Si tratta di Resim Castrati, nome di battaglia Obeidullah. Venerdì scorso per lui il Ministero dell'Interno ha firmato un decreto di espulsione, convalidato poi dal giudice di pace. Un provvedimento secondo cui l'uomo, macellaio disoccupato, era in condizione di reperire personalmente documenti contraffatti, armi da fuoco e materiali high-tech di vario genere di provenienza illecita pur di raggiungere gli scenari di combattimento. In udienza l'uomo ha respinto le accuse, ma il giudice ha convalidato il decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera del Kosovo, scrive l'agenzia. Sta dando conto di questi fatti di cronaca. C'è poco da aggiungere, anzi non c'è nient'altro da aggiungere, per cui ci salutiamo qui. Buona prosecuzione di ascolto, buon pomeriggio a tutti da Giulio Cainarca. www.radiopadania.net, il sito internet di Radio Padania Libera.